Una vicenda che sta creando abbastanza sconcerto qui in Consiglio regionale è quella che fa riferimento all'assessore Remo Sernagiotto, che si è presentato in aula con una pistola che evidentemente usa per difesa personale, ma che insomma costituisce sicuramente e pone dei quesiti sull'opportunità di questo, di questo comportamento e di questa scelta. Ne parliamo con il capogruppo del PD, Lucio Tiozzo. La cosa crea sconcerto, tra l'altro io non l'ho mai visto con la pistola, leggo le dichiarazioni che l'assessore fa e mi sembrano oggettivamente dichiarazioni a dir poco quasi demenziali, dal momento in cui un assessore alle politiche sociali che dovrebbe lavorare per la coesione e quant'altro dichiara di usare una pistola come autodifesa portata in tutti i luoghi. Noi da subito abbiamo chiesto al Presidente del Consiglio di evitare che chiunque entra nelle sedi istituzionali del Consiglio regionale possa entrare con un'arma, salvo i tutori dell'ordine, quelli che sono addetti alla difesa diciamo, dei cittadini. Noi pensiamo che non sia un cattivo esempio che si dà soprattutto ai giovani pensare che un uomo delle istituzioni gira armato. Ecco, io inviterei l'assessore Sernagiotto piuttosto che girare con la pistola magari di continuare, lo dico in maniera molto bonaria, a sparare qualche sciocchezza sui temi della politica sociale e magari confrontarsi di più invece con chi ha realmente bisogno e soprattutto chi si aspetta dall'assessore risposte più coerenti e confacenti al suo ruolo.